Un saluto amici della Lega Calcio a 5, benvenuti al Circo della Stella Azzurra. Lo scenario è la 10ª giornata di campionato, i protagonisti Eurobet e SMC. Fa girare il pallone l'Eurobet, recupera il pallone Bagnato, il tiro fuori incredibile. Pallone dentro recuperato dall'SMC, l'SMC va dentro, la palla giunge a Bagnato e c'è l'1-0, passano in vantaggio gli ospiti. Ripartenza Eurobet, Zenga verso De Marco, prudente. Ripartenza Eurobet, Zenga, 2 contro 1, arriva De Marco, si sposta il pallone sul destro, la parata è prudente, il palla che rimane lì, Zenga, 1-1, pareggia l'Eurobet, Zenga dopo l'azione combinata con De Marco, 1-1 Eurobet. Partenza dell'SMC, pallone verso Paradiso, tutto defilato col mancino, buca il portiere dell'Eurobet, 2-2, riporta in equilibrio la partita, Paradiso. Rimessa laterale per l'Eurobet, Cencetti, la pressione di Bagnato, Cencetti perde il pallone, Bagnato, sigla il 3-2 per l'SMC, errore di Cencetti, Bagnato 3-2. Partenza dell'SMC, ancora Bagnato sulla destra, Bagnato questa volta con il destro, 4-2 SMC, sbagliano ancora il possesso di palla gli uomini dell'Eurobet e punisce Bagnato. Lancio lunga per cercare il movimento di Pozzi che mette giù splendidamente e poi incrocia con il destro, 5-2 dell'SMC, che aggancio e che conclusione di Pozzi ad incrociare, battuto Caperchi, 5-2. Calcio d'angolo dell'Eurobet. Placido tiene il pallone lì, pallone verso Cencetti col mancino, 5-3, accorcia le distanze, si fa ripagare per l'errore fatto in precedenza Cencetti, 5-3. Riparte l'Eurobet, Zenga, Cencetti, pallone che giunge a De Marco prova a mettere dentro, poi scodella in mezzo, recupera il pallone Cencetti, ancora verso De Marco pensa al tiro, la parata prudente, Zenga, Cencetti, 5-4 dell'Eurobet, azione complicatissima che poi finisce con la rete di Cencetti, 5-4 Eurobet. De Marco va fino in fondo, c'è una carica di 2 avversari, Pozzi, ma la partita finisce qua, arriva il triplice fischio dell'arbitro, l'SMC batte l'Eurobet 5-4 in questa 10ª giornata della Lega Calcio a 5. Eravamo a ranghi veramente ridotti, purtroppo quando avevamo in mano una partita abbiamo avuto un cedimento fisico, purtroppo è così, loro erano freschi, erano tanti, avevano tanti cambi, quindi secondo me abbiamo pagato quello. Dopo 5 sconfitte consecutive era anche ora di riprendersi, perché tutte sconfitte immeritate, giocavamo bene come al solito fino all'ultimo, poi perdevamo la testa, ci facevamo mettere sotto e perdevamo le partite.